hold you tight. You drive me crazy with your sweet embrace. Why won't you let me take you back to my place? Won't you free fall, give me some more. Ritorna la primavera, tornano anche a sbocciare le grandi manifestazioni dell'atletica leggera. Oggi è il giorno della Gran Fondo del Sulcis. Io sono con un dirigente dell'Atletica Sant'Adi, Francesco Porco, che ringrazio e saluto per essere con noi. Era una bella giornata di sole, c'è un po' di freschetto qua in queste meravigliose campagne tra Capoterra e Uta. È la 10ª edizione, allora è l'occasione, prima che tutti i partecipanti prendano il via, di ripercorrere anche un po' la storia di questa Gran Fondo del Sulcis, come era nata l'idea e poi magari anche come si è evoluta in questi anni. Ok, l'idea è nata, diciamo, io facevo la corsetta da giovane, poi mi sono fermato per il lavoro, ho ripreso a 45 anni e facendo delle gare ci siamo incontrati con degli amici di Uta e da lì è nata l'idea di questo amico atleta, Ezio Nonis, che mi diceva sempre: perché non la facciamo questa manifestazione, perché non iniziamo a fare questo percorso di gare che è molto bello, in mezzo al bosco, adesso è anche parco. E la tentiamo, insieme ai colleghi Franco Secci, Eraldo Loi, che sono qua oggi presenti, e tanti altri. Siamo partiti, che abbiamo iniziato con questa manifestazione con 3 società. Però la maggior parte del lavoro l'abbiamo sempre fatto noi come Polisportiva Sant'Adi. Quindi per 3 anni abbiamo fatto con 3 società, poi alla fine ci siamo dedicati solo noi, grazie a loro che ci hanno detto fate voi perché tanto siete voi, logistiche e tutto, interessate. E la manifestazione ha preso piede così, no? E la manifestazione è diventata una... Sì, siamo partiti con 180 atleti, aumentando ogni anno, sino ad arrivare al 2013 che siamo arrivati a una punta di 315. E ogni anno comunque i fedeli di questa gara, gli appassionati, ci sono sempre. Anche quest'anno che non dovevamo fare la manifestazione, ci hanno supplicato, perché sappiamo che per noi è un grosso sforzo organizzare. E sappiamo che anche per questa 10ª edizione, ricordiamo membro peraltro Armando Mandalesu, ci sono quasi 300 partenti, direi anche di andare a snocciolare quelli che sono i nomi più importanti. Ci sarà ad esempio Filippo Salaris della Paolbia, Vincenzo Tanca dell'Atletica San Teodoro, Giuseppe Stara della Dinamica Sardegna. Sarà anche una bella sfida in campo femminile con i favori del pronostico per la sassarese Paola Sogos, ma con Antonella Altea e Emilia Minnai. E c'è, se non sbaglio, anche un padrone di casa che può dire la sua. Sì, ci sono anche i nostri atleti che corrono. Adesso abbiamo tanti di nomi, io proprio di preciso non ti so dire chi sarà il più portato a fine questa gara benissimo. Comunque io voglio ringraziare tutti i partecipanti per questa manifestazione, perché è una grossa soddisfazione per tutti noi della società riuscire a portarla a termine. Ripeto, sempre con grosse difficoltà, perché ci sono queste cose. Ricordo 25 km in montagna, praticamente il 95% tutto susterrato, ci sarà soltanto un piccolo tratto su asfalto, la partenza qui dalla chiesetta di Santa Lucia a Uta e poi l'arrivo a Sant'Adi in località Pantaleo. Che dire del tracciato? Il tracciato si parte in leggera salita e per 19 km si arriva a un 600 metri di altitudine, diciamo, e quindi dopo scolliniamo e facciamo sui 6 km, diciamo 3 km forte discesa, e si continua a scendere, si arriva al traguardo dove il più forte vincerà. E allora, anche per capire chi avrà la gamba migliore in questo inizio di primavera, io ringrazio Franco Porco, dirigente dell'Atletica Sant'Adi, con le immagini di Alessandro Farris. Iniziamo a raccontarvi questa 10ª edizione della Gran Fondo del Sulcis. Tipo! Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's natches in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, and nothing going on. There's always something cooking, and nothing in the pot. They're starting back in China, so finish what you got.
reckon I'll bring it right back, cause the puncher packs are gonna come with a smack, cause I'm like that, exactly like that. I never slip, there's no excuse for that. You get deep but I can't control. The road is steep and full of pit hole. Cheap and nasty, sophistication, and all I'm saying is pure creation. A solar station for civilization, congregating in another dimension. Don't ask me why, I don't understand it. It's just the way nature planned it. I'm talking about creation, I'm talking about relation, I'm talking about creation. We need a combination. You wanna look but you know it, you blow it. Out of proportion, no I don't think so. This thing's bigger than both of us, so drop your anchor, weigh your thoughts. Like megaton bombs dropping on your front porch. A real summer breeze that's gonna be when they don't exist and neither do we. I'm talking about creation, I'm talking about relation, I'm talking about creation. We need a combination. So don't lose track when the wall's at your back and you're under attack. Hold on to your hat. Trouble always comes in sacks attacks. Dark blue extras, plain cold sacks, hard facts kept under wraps. Scared or is your net, let your head but axe. Cause all the king's horse and all the king's men ain't gonna put us back together again. My friend, my brother, my foe, my ego, my mother, my father, my bride, my pride, new life, I can see it in your eyes. Improvise, watch your spirit rise. Watch your spirit rise. I'm strong like Hercules till I seize your heart beating, make it free. So you know I'm authentic. When I said that I don't let up, I really meant it. I'm full of beans cause I eat my greens. I'm like Mr. Lean, I love the way you scream. I see jungles, forests, rivers, stream, Grand Canyon, mountain, seas and living beings. Sweet dreams are made of these things, and the power to raise up my limbs. To all the gifts I wanna dedicate every hour I spend and every second I'd say. Cause I'm talking about creation, I'm talking about relation, I'm talking about creation. We need some combination. Out 44 pairs of socks and have them on the line. You know, I can start tonight 2 dozen shirts for you and count from 1 to 9. Well, I can slip up a great big dip up a lot from a difference can. Throw it in a skillet, do my shopping and be back for it melts in the pan. Cause I'm a woman, let me tell you again. Con Damiano Boi e Mattia Gelso, 2 esponenti dell'Atletica Sant'Adi, per andare a raccontare come è andata questa Gran Fondo del Sulcis. Intanto con Damiano Boi, terzo posto in questa occasione, e ricordo anche il terzo posto nell'ultima gara con la Cagliari Respira. Che gara è stata? È stata una gara emozionante, molto bella, tecnica, bella. Hai detto bene, tecnica, perché ci vuole la gamba per fare tutta quella salita nella parte iniziale e poi non bisogna farsi prendere dalla fretta nella discesa. Sì, infatti, lì era il mio punto di forza, diciamo, la salita, poi in discesa
non sono molto forte, ho rallentato tantissimo. Per Mattia Gelsi invece 28 anni, anche tu esponente dell'Atletica Sant'Adi, il podio non è poi stato così lontano, quarto posto ricordiamo. Purtroppo ho provato nei primi 10 km a stare con i primi, ma ho avuto qualche problemino intestinale e allora sono dovuto andare al mio passo e comunque è andata bene, una gara molto dura, è andata bene, sono soddisfatto. Intanto se non sbaglio per Damiano Boi era la prima occasione di questa Gran Fondo del Sulcis, tu invece è una gara che conoscevi bene perché l'hai fatta altre 3 volte. Sì, l'ho fatta altre 2 volte e mi sono migliorato di 6 minuti, quindi come stavo dicendo prima sono soddisfatto. Chiedo a entrambi i progetti futuri, adesso prossimo appuntamento. Stiamo preparando una mezza maratona, ancora non so dove, però stiamo puntando alla mezza. Tu invece? Vorrei ora, come mi libero un po', vorrei continuare a correre e ottenere risultati migliori, diciamo. Secondo posto per Giuseppe Stara, che gara è stata? È stata una bella gara, in un bel contesto paesaggistico che non conoscevo, quindi abbiamo unito anche insomma, questo aspetto che è gratificante. È una gara molto particolare, ci vuole la gamba giusta, si sale tantissimo all'inizio e poi si scende a tutta velocità. Sì, una gara lunga, bisogna saperla gestire appunto per le difficoltà altimetriche, però allo stesso tempo anche una gara abbastanza diciamo in cui bisogna sapersi gestire sostanzialmente. Quindi Vincenzo Tanca è andato via subito, però pian piano l'ha ripreso, mi sembra soprattutto in discesa. Sì, gli ultimi chilometri lo stavo recuperando, lui ha fatto una bella gara, sempre in testa, però comunque anch'io ho cercato piano piano di avvicinarmi sempre di più alla sua posizione. Adesso farò sicuramente Chia tra un mese, la mezza di Chia, il 24 aprile. Con quali obiettivi? Classificarmi sempre tra i primi, ecco. Dopo questa gara non basta dire inossidabile, perché ci voleva gamba per fare quella salita all'inizio e quella discesa alla fine. No, più che gamba ci vuole testa per fare questa gara, perché sono ferma ormai da un po', avevo sulle gambe solo 1 ora e 10, quindi diciamo che ho ripreso lungo con questa gara. E il fatto di correre in questi posti è sicuramente molto motivante, perché la conoscenza della nostra terra è per me orgoglio. E quindi un po' mi commuovo anche quando lo dico. Il prossimo anno verrò sicuramente dal giorno prima, perché con Filippo Saresi abbiamo fatto un po' le gare anche per arrivare e quindi un po' stanchi, un po' così provati dalla partenza da Sassari, però è stata un'esperienza meravigliosa, assolutamente da ripetere. Queste gare sono veramente, come diceva Sergio, il nostro orgoglio e le dobbiamo portare avanti con forza, però come diceva anche qualcuno, come diceva diciamo il vincitore di tante edizioni, dobbiamo essere i primi noi a partecipare a queste gare, un po' troppo Berlino, un po' troppo New York, un po' troppo altre cose e meno Sardegna, dovrebbe essere molto più Sardegna, o meglio prima Sardegna poi gli altri. Come tradizione questa Gran Fondo del Sulcis vale anche come prova del campionato regionale militare, allora siamo con chi è salito sul gradino più alto del podio, per Paolo Ario di Villa Cidro. Che gara è stata e che cosa significa gareggiare tra tutti gli esponenti delle forze armate? È stata una gara abbastanza difficile, è la prima volta che mi cimento su questa gara, è un percorso molto impegnativo, quindi la maggior parte in salita, quindi ovviamente prima di fare una competizione del genere bisogna prepararsi attentamente. È stata una bella esperienza, sono molto contento, ripeto è la prima volta che partecipo, quindi ricevere subito il premio più alto a livello forze armate per me è stato molto importante. Stavolta grazie a te la medaglia la conserva l'esercito? Sì, in questo caso l'esercito, io appartengo al 1° reggimento corazzato e quindi sono molto contento di questa vittoria. Con Roberta Ferru, prima tra le donne, questa Gran Fondo del Sulcis, dal fortissimo vento di Malta, dove ricordiamo hai conquistato il 2° posto assoluto, alle montagne del Sulcis. Allora, su questa gara è la prima volta che la faccio, sono stata avvitata moltissimi anni, solo che magari in previsione avevo qualche maratona a distanza magari di 15
10 giorni ho evitato, perché è una gara abbastanza impegnativa. Per me è stata un'esperienza bellissima perché non amo tanto queste gare così tanto impegnative. Oggi sono partita proprio rilassata, non volevo farmi più che altro un allenamento in previsione degli europei a maggio in Portogallo. Sono felicissima di essere qua e sono bloccata. Montagne particolarmente isolanti, mi viene da dire, nel senso che la corsa è di per sé isolante, ma correre in quel silenzio, perché sei andata molto avanti. Sì, è un percorso molto bello, molto tranquillo, specialmente per chi ama la natura, diciamo. E il prossimo anno sicuramente sarò sempre presente. Spero di correrlo meglio, perché la mia paura sono proprio le discese, non tanto le salite. Il percorso oggi ha favorito il fatto che magari il terreno era un po' umido e dunque in discesa si poteva correre meglio. Se fosse stato asciutto sarebbe stato un po' più penalizzante. Dante delle montagne ha avuto la meglio alla fine, Vincenzo Tanti. Sì. Questa gara io l'ho fatta 4 anni fa, l'ho fatta nel 2012, mi era piaciuta tantissimo, poi per vari motivi non ero più riuscito a venire a percorrerla. Oggi mi sentivo bene, ho provato a tirare già dall'inizio, salivo bene. Era un test in preparazione, fra 2 settimane devo andare a Milano a fare la maratona. Vediamo, le sensazioni sono buone, anzi mi sembra di aver fatto anche meglio di 4 anni fa, quindi anche se sono invecchiato forse sto invecchiando bene. Sono molto contento, la gara è sempre bellissima perché correre qua in questo ambiente è spettacolare, una gara un po' in montagna, un po' nella natura, molto bella. Col primo cittadino di Sant'Adi, Elio Sunas, che ringrazio e saluta per essere con noi, per ripercorrere anche un po' la storia di questa Gran Fondo del Sulcis, giunta alla sua 10ª edizione. Fare promozione del territorio attraverso lo sport si può e come? Certo che si può, come diceva lei, 10 anni di attività sono importanti, io li ho vissuti quasi tutti da sindaco, perché l'ho fatta per 10 anni, dal 2000 al 2010, quindi l'ho vista nascere, quindi sono molto soddisfatto che siamo arrivati alla 10ª e siamo ancora vivi. Io spero che abbia ancora vita lunga, è un'occasione importante, a parte di fruizione di un ambiente bellissimo che sono i nostri boschi, ma dal punto di vista anche agonistico vedo che ci sono tantissime società dalla Sardegna, chi è arrivato addirittura un mio collega farmacista da San Teodoro che ha anche vinto la gara, quindi sono particolarmente soddisfatto. Quindi credo che con lo sport si possa e si debba fare promozione. Tra l'altro noi siamo all'interno del parco del Gutturumannu, che spero prenda a camminare, incominci a camminare a brevissimo, insomma, stiamo cercando di porre le prime pietre perché cammini. Ascolti Sindaco, una comunità certamente piccola, 3.000 anime, che cosa offre a livello sportivo Sant'Adi? Beh, diciamo che a livello sportivo Sant'Adi ha delle realtà importanti. Io stesso, che ho fatto il presidente di una polisportiva per una ventina d'anni, mi sono appassionato a questo aspetto, e da amministratore poi ho cercato di incrementare anche le strutture. Tant'è che abbiamo realizzato un palazzetto dello sport, abbiamo diverse attività, abbiamo addirittura 2 società di danza ritmica, abbiamo squadre di calcetto, il calcio, pallavolo, insomma diciamo che l'attività sportiva è abbastanza presente, quindi sono abbastanza contento e soddisfatto. Si è appena chiusa questa 10ª edizione della Gran Fondo del Sulcis col presidente Marco Pucetto, Atletica Sant'Adi, col quale c'è sostanzialmente una identità di mandato. Lei è in carica come presidente da 10 anni e questa manifestazione è a 10 anni. È al 10° anno, infatti. Diciamo che questa manifestazione è nata in principio da un'idea del presidente dell'Atletica UTA. La prima manifestazione era stata infatti fatta con la collaborazione anche dell'Atletica UTA e poi dopo abbiamo continuato noi, per gli altri 9 anni abbiamo continuato, perché riteniamo che sia una manifestazione del suo genere, unica in Sardegna, forse anche
anche in Italia, perché si corre tutta su un tracciato di 25 km, tutto su strada sterrata, ed è particolare perché poi alla fine ci sono 6 km di discesa che chi corre sa benissimo cosa vuol dire dopo 19 km di salita. A dimostrazione che ci vuole una gamba particolare è arrivato purtroppo l'infortunio di Filippo Salaris, che è arrivato proprio durante la discesa. Significa che è quello il tratto, il momento della gara in cui bisogna prestare attenzione, magari non cedere nel desiderio di andare più veloci. Certo, no, a me innanzitutto mi dispiace, gli auguro subito una pronta guarigione, perché è un atleta, ha già vinto 2 edizioni della nostra Gran Fondo, è un atleta di spicco a livello nazionale, sappiamo che fa maratone eccetera. Proprio per quello mi dispiace ulteriormente, perché lui conosce bene il tracciato e nella discesa doveva stare più attento, nonostante quest'anno il tracciato non è stato curato bene come gli altri anni, proprio per motivi economici da parte dell'amministrazione di Sant'Adi e di quella provinciale, che ormai non esiste più. Nel podio figura anche un vostro atleta, Damiano Boi, che peraltro non è nuovo, ha ottimi piazzamenti, è arrivato terzo se non sbaglio anche alla mezza maratona di Cagliari. Sì, è un nostro atleta emergente, è allenato da Gianfranco Secci, che è tutto dire, nel senso che Gianfranco ha vinto 4 edizioni della Gran Fondo e poi anche altri titoli anche a livello nazionale. Sì, siamo molto soddisfatti perché oltre a Damiano è arrivato fra i primi anche un altro nostro atleta, che è Mattia Gelso, e poi anche altri atleti hanno seguito. Diciamo che la nostra è una piccola società, però ha atleti di un certo valore, siamo molto soddisfatti. Nel podio anche Tanka e Stara, alla fine è Roberta Ferru tra le donne, sono il risultato più giusto? Sì, diciamo di sì. Tanka ha già vinto una edizione della Gran Fondo, conosciamo il suo valore, e Roberta Ferru non si discute, è arrivata seconda assoluta alla maratona di Malta, dunque non è un atleta di tutto valore. No, siamo molto soddisfatti perché alcuni atleti stanno prendendo in seria considerazione anche la nostra manifestazione. Occasione ghiotta anche per conoscere un po' i numeri dell'Atletica Sant'Adi, il modus operandi magari proprio nel settore giovanile, che è quello dove bisogna cercare di costruire qualcosa per avere poi un futuro. Qual è lo stato di salute di questa società? Allora, lo stato di salute è quello di una società di un paese di 3.000 abitanti, dove però siamo riusciti a far costruire una pista nuova in tartan, e dove possiamo ospitare anche gli atleti dei comuni limitrofi. Diciamo che i numeri sono interessanti per l'utenza che abbiamo. Noi abbiamo una quarantina di ragazzi che praticano nel settore giovanile e una sessantina di master che poi sono di tutti i paesi dei dintorni, Teulada, Piscinas, Sant'Anarresi, Narcao eccetera. Cioè, diciamo che l'entità della nostra società è quella di provincia, però siamo molto soddisfatti, i numeri ci danno anche una ragione sul lavoro che stiamo eseguendo. C'è già in cascina un'idea sulla 11ª edizione di questa Gran Fondo? Adesso è molto presto, però noi vorremo continuare con questa tradizione. Io faccio un appello, adesso ne approfitto, perché poi speriamo che ci veda chi ha la possibilità poi di poter finanziare queste manifestazioni. Queste sono manifestazioni che non servono solo allo sport, come si può vedere qui attorno, servono anche per promuovere il territorio, un territorio che sappiamo benissimo ha bisogno di promozione per potersi riprendere economicamente. Speriamo bene, noi la vorremmo fare, però ci vuole un sacco di soldi per fare questa manifestazione. Il presidente della FIDA Sardegna Sergio Lai, che ringrazio e saluto, si chiude questa 10ª edizione della Gran Fondo del Sulcis. Tanka Stara e l'atleta di casa Damiano Boi, ma soprattutto in uno scenario incantevole, quasi 300 partenti. È ancora un bel successo. Questa è una gara che ho già detto che merita un palcoscenico diverso, un'apertura diversa, anche un'apertura a livello internazionale, perché è un posto bellissimo, un panorama meraviglioso, aria buona, tutto buono, e quindi se ci fosse più attenzione un pochino si potrebbe fare una bella gara veramente, perché merita tutto quanto, merita la società che organizza, merita tutta la comunità e merita soprattutto l'Atletica Sarda. Nell'intervista del dopogara abbiamo sentito Paola Sogos, ha detto dobbiamo smettere di avere un po' la puzzettina sotto il naso, New York, Milano e quant'altro, le gare belle bisogna farle in Sardegna. Sono d'accordo, ma i sardi siamo vagabondi, abbiamo necessità di girare, anche
anche perché effettivamente noi siamo prigionieri nell'isola, quindi effettivamente abbiamo questo modo di evadere, è anche giusto, non è? Certo, queste sono gare belle, certo, ma New York è New York, Boston è Boston, Roma, Milano, adesso tutti vanno a Milano, la prossima maratona è Milano, però è chiaro che è giusto anche che sia così, che si giri e che si conosca un pochino altre parti del mondo. Domani arriva la primavera, con essa risbocciano le manifestazioni dell'atletica. Ma il calendario è strapieno, ti posso garantire che il calendario è strapieno di appuntamenti in tutta la Sardegna, anche regionali, nazionali e anche internazionali. Come sempre l'atletica è sempre uno sport molto attivo, molto presente, molto partecipato. Oggi abbiamo visto tante atleti che sono arrivati, oggi c'è gente che è arrivata alle 4 del mattino, Vincenzo Tanca si è alzato alle 4, quindi da Budusò, da Tempio, quindi dimostrazione di quanto ci sia attaccamento tanto a questa nostra atletica. Strappo un'ultima considerazione, Claudio Appin, escluso dalle convocazioni? Questa è la nota dolente, a me dispiace una cosa, che io non sono stato avvertito perché non passa liscio, però purtroppo il campionato del mondo è oggi, però questo non passa liscio, perché se io fossi stato avvertito in tempo, perché purtroppo noi l'abbiamo visto ieri, quando quelli erano già partiti in Inghilterra, ma comunque mi farò sentire perché non è giusto. Claudia Pinna è entrata seconda ai campionessa italiana, non è possibile che sia stata esclusa da questo elenco delle nazionali italiana quando hanno portato oggi in gara un'altra atleta. È inutile che mi vengano a dire è più giovane, non mi interessa. Claudia Pinna, nonostante la sua età, è sempre Claudia Pinna e la Sardegna non può essere punita come è stata punita. Mi farò sentire, chiedi.